L'ufficio edilizia privata del Comune di Venezia è praticamente fermo, non vengono evase le centinaia di pratiche che si sono accumulate da quando è scoppiato lo scandalo Tangentopoli e la rabbia cresce tra geometri, ingegneri e architetti in attesa di dare il via a lavori di ristrutturazione e con loro i committenti privati o albergatori che abbisognano di licenze edilizie anche per dare nuovo impulso ad attività economiche. La soluzione ci sarebbe, secondo il combattivo Renato Boraso, consigliere d'opposizione e membro della Commissione Bilancio, che ha puntato il dito contro gli impiegati in carica negli uffici tecnici delle municipalità e che potrebbero lavorare a Cafarsetti, ma che non si possono trasferire per non dispiacere le organizzazioni sindacali. Stiamo parlando di 13 dipendenti del Lido, 10 a Marghera, 8 a Favaro, 11 a Venezia, ben 20 a Mestre Carpenedo e 10 a Chirignago Zelarino. Tutti assieme sarebbero un toccasana per una città che soffre la crisi e che si regge soltanto sul turismo. La mobilità del personale, attacca Boraso, è il problema principe del Comune di Venezia. Ad esempio, è stato emesso un bando interno di mobilità volontaria per coprire 60 posti rimasti vacanti nel corpo di polizia municipale. Solo 5 persone hanno chiesto lo spostamento.